squadra che gioca le prime situazioni di attacco, e questo tiro non penso che sia un caso. Reed vuole giocare con Perkins, poi trova il varco per andare fino in fondo in sottomano, lasciandosi l'uscita di Massenburg della Valle sul lato sinistro, il blocco e taglio di Odiasi dalla media prova della Valle, e per lui sono 5 punti appena. Diciamo un buco che si è creato da questa situazione mancata di 1 contro 1 diretto sul Canestro di Gabriel con l'aiuto di Odiasi che va a realizzare. Arriva Cornu per ricevere la palla e dar vita all'azione d'attacco, blocco di Barnes, un pick and pop, si allarga, invece alza Cornu per la schiacciata. Qui ci siamo, l'abbiamo trovata, la prima è la ricerca di provare ad attaccare Barnes vicino all'area, anche se devo dire che lui non è che lo subisca tanto. Nel blocco di Perkins, Bowman vorrebbe passare tra i due difensori, lo scarico per Perkins, 3 secondi, Perkins quasi si complica la vita, poi va a realizzare il canestro del 39 par. Petruccelli il raddoppio, lo scarico fuori, non guarda il canestro. Cobbins col taglio, ancora un penetra e scarica, si alza dai 6,75 alla fine del terzo tempino. Il palleggio di Massenburg con penetrazione sulla linea di fondo, vede poi la possibile giocata di Petruccelli che va a punisce le proteste. Rivediamo con la mano sinistra 3, lo scarico è fuori per il tiro di 6,75 di Massenburg. Poi Reed il salto, vede che è rimasto dall'altra parte Risma che può andare a depositare il punto numero 58. Trova il varco per recuperare, poi intercetta Mezzanotte, 2 contro 2, Mezzanotte protegge il pallone, va in sottomano e va a realizzare il canestro, va a realizzare il più 5 per la Leonessa. 7-3-6-8, Reed in velocità dall'altra parte di tabella, che ritmi, che giocata. Non so se si può dire, però a rimanere così una buona sospensione sul terzo tempo, perché ritorna la trazione offensiva di Brindisi in questa fase finale. 7-2-7-4, Perkins sfidato dalla media, dà spazio all'avversario e c'è il canestro del pareggio. La scelta è dare spazio. Della Valle prova a sfidare il centro di Brindisi, costretto a tornare su Copain. Copain prende il tempo a Reed, la tripla, mamma mia! Stavolta si è preso una responsabilità importante. Vediamo ora quale saranno, perché supera la metà campo, cambio difensivo, Bowman in penetrazione, va a depositare con la mano sinistra, li frana anche addosso per il tiro libero. Reed a segno, 2 su 2, prova l'arresto, errore, il rimbalzo, la stoppata, il pallone che arriva nelle mani, succede di tutto, esce vincitore in palleggio Jason Barnell. Che partita!